Violento impatto tra una moto e un'auto questa mattina a Colle Umberto, gravissimo, un centauro 51enne di Ponte di Piave che si trovava con una comitiva di amici. La moto finisce tra i vigneti, l'ho visto volare, racconta l'automobilista. La tragedia di Resana dopo la morte di Michele Brugnaro resta in condizioni critiche, il ciclista coinvolto nello schianto, indagini in corso mentre il sindaco chiede certezza sugli autovelox. 2 vittime sulle Dolomiti Bellunesi in 2 distinti incidenti nel pomeriggio, sono morti un 31enne di Longarone e una donna 40enne a Gordina. Si arrampica sul balcone ed entra in casa della ex che molestava con centinaia di chiamate e appostamenti, divieto di avvicinamento per uno stalker 40enne. Da Colfrancui a San Pietro di Feletto, nuove segnalazioni di furti nella Marca, tornata all'ora solare e boom di casi, dice l'associazione Furti in Corso che chiede l'invio del battaglione Mestre. L'ira dei comuni per il taglio del 25% del turnover del personale previsto dalla finanziaria 2025, furioso il sindaco di Treviso, penalizzati i comuni virtuosi. Boom di turisti italiani e stranieri tutto esaurito sulle colline UNESCO per il ponte di Onissanti e il 2024 si conferma l'anno dei record. Venezia si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica Mattarella, atteso in laguna per le celebrazioni del 4 novembre, diretta su Antenna 3 a partire dalle 11:30 di domani. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanta davvero la cronaca di cui vi dobbiamo dare conto in questa edizione serale domenicale dei nostri telegiornali. Partiamo da Colle Umberto dove in mattinata si è verificata un fatto gravissimo, l'ennesimo incidente sulle strade della Marca trevigiana, un'auto contro una moto, gravissimo, un centauro 51enne di Ponte di Piave. Svoltavo a sinistra in via Dante e all'improvviso mi sono visto la moto sul fianco, cioè, ho sentito un gran colpo e dal colpo girato ho visto volare moto e conducente. Poi mi sono prestato a soccorrere il conducente, pensavo che non ce la avevo preso paura perché avevo visto fermo a terra e ho preso paura. Era diretto a San Martino di Colle Umberto e per questo stava svoltando a sinistra. Il conducente della Peugeot contro cui è andato a sbattere violentemente un 51enne di Ponte di Piave in sella alla sua motocicletta, la cui corsa è finita poi tra i vigneti. Sono da poco passate le 10 del mattino, il centauro è diretto con un gruppo di amici, anche loro motociclisti, verso il Fadalto per una gita fuori porta. L'uomo precede i compagni di viaggio, l'impatto all'altezza dell'incrocio tra via Colombo, che è la strada principale, e la collaterale via Dante. La collisione sarebbe avvenuta in fase di sorpasso, pare che il motociclista stesse superando alcune auto ferme proprio per consentire alla Peugeot di svoltare. Penso che non si sia accorto, non penso che sia una persona sbadata, che non c'è ancora una svista magari fatale, poi così. La dinamica è comunque al vaglio dei carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, intervenuti sul posto con i sanitari del SUEM 118. Il 51enne è stato trasportato al Cafoncello in codice rosso. Inizialmente non dava segnali, ma poi avrebbe ripreso conoscenza. Gravissime le lesioni e le fratture, soprattutto agli arti inferiori. Per gli amici che erano con lui una mattinata di apprensione. Per chi conosce la zona, l'ennesimo grave incidente. Roberto Alpago è uno dei proprietari della vigna dove si è infilata pericolosamente la moto. Nelle sue parole, tutta l'esasperazione di un copione che si ripete troppo spesso. Ormai è già la quarta volta che fanno incidenti qua, è già la quarta volta. Quanto tempo? Affari un mese fa è stata l'ultima volta. Noi siamo sempre terrorizzati quando lavoriamo, che abbiamo paura che ci vengono sempre addosso, tutto là. Mentre lavorate in vigna? Esatto, mentre lavoriamo in vigna proprio. Ci fa veramente, a volte ti metti in mano a testa solo per sentire le velocità che hanno le macchine che vengono giù. E ritorniamo sulla tragedia di Resana, dove ieri nello scontro tra una bici e una moto è morto il 31enne Michele Brugnaro. I rilievi della Polstrada sono ancora in corso, mentre resta in terapia intensiva alla Cafoncello il 75enne investito. Polemiche sulla sicurezza del tratto, con il sindaco Bosa che lancia un out-out alle istituzioni, fare chiarezza sugli autovelox.
Purtroppo vediamo che in Italia qui tra Fleximan e proteste varie contro gli autovelox sembra che andare veloci sia addirittura un vanto, quindi non so io cosa, se andiamo avanti così. Spero che a livello nazionale si decidano finalmente di rendere validi questi strumenti che servono alla polizia locale e alla polizia in genere per bloccare, per incentivare ad andare più piano sulle strade, perché altrimenti qua è una strage. Sono parole forti, precise, quelle che il sindaco di Resana, Stefano Bosa, pronuncia ai nostri microfoni. Lo fa dopo aver assistito dalla sua abitazione di Via Venezia all'ennesimo incidente mortale costato la vita a Michele Brugnaro, 31 anni appena. Bosa, nel pomeriggio di sabato, ha visto lo schianto tra la moto del giovane e la bici di un 75enne di Noale, tuttora ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva al Cafoncello. È stato lui a chiamare i soccorsi e a parlare con i familiari della vittima. Una volta arrivati sul posto, li ha poi abbracciati e confortati ed è sempre lui, da anni impegnato per la sicurezza stradale, a lanciare un out-out. Dicono che i comuni fanno cassa, ok, possiamo anche far cassa, però vorrei dire a quelli che protestano dicendo che i comuni fanno cassa, magari vengono al posto mio ad avvisare i familiari, quindi che è successo una strage, una morte come adesso. Chiaro che non è che sono solo gli autovelox, serve una campagna informativa forte e viene fatta un'educazione stradale importante, bisogna insistere ancora, so che viene fatta, la facciamo noi, la fanno in tanti, però probabilmente ancora non basta, perché se continuiamo a aver morti per la velocità, per le imprudenze, forse non basta. Già, la velocità. Sono in tanti residenti e lavoratori a lamentarne l'eccesso in questa via dove più volte anche nel recente passato si è parlato di autovelox. Questa strada corrono, fa passi. Un attimo le moto di notte e di giorno corrono 150 all'ora, anche le macchine fanno la sfida, si può dire. Qua siamo stare Sicuro tanto. ma scherzi, moto, macchine, tutti. La scorsa settimana qua mi andava verso Pombino, uno veniva su, prova la macchina, se non mi accorgo, anche botteva lì la macchina, hai capito? Resta il dolore per l'ennesima vittima. Brugnaro aveva 31 anni, un lavoro da magazziniere a Castelfranco e una fidanzata che era in sella con lui al momento dell'impatto. Ne è uscita quasi indenne. Insieme avevano iniziato una vita a Loreggia. La Polstrada sta indagando per capire la catena di responsabilità. Da un lato la velocità della moto, dall'altro il comportamento del ciclista che avrebbe attraversato la strada in un punto critico. Una tragedia personale, collettiva, ma soprattutto una convinzione che serva a fare di più. Il 15 faremo una serata sulla sicurezza stradale a Resana, al centro culturale. Metteremo quest'anno fuori un'auto distrutta, una moto distrutta, per incentivare i giovani a stare attenti per il rischio che c'è nelle strade. Non so più cosa fare, sinceramente più di così non lo so. Ed è stata una giornata davvero tragica in montagna. Due le vittime sulle Dolomiti Bellunesi in due distinti incidenti. Sono morti un uomo e una donna. Il primo incidente è accaduto alle 13:20 nel territorio di Val di Zoldo. A perdere la vita è stato un uomo, un 31enne di Castellavazzo, quindi di Longarone. Sul posto l'elicottero Falco del SUEM 118 di Belluno. A dare l'allarme alla centrale del 118 è stato un gruppo di persone che dalla cima principale degli Sfornioi, dove si avevano sentito delle grida e il rumore di massi che cadevano appunto provenivano dallo Sfornioi di mezzo. Alla fine l'uomo è stato individuato privo di vita. Alle 14:24, un'ora dopo, invece è scattato l'allarme per una donna precipitata dalla Croda dei Toni ad Auronzo di Cadore. Si tratta di una donna agordina 41enne. Sul posto l'elicottero di Bressanone a chiedere aiuto al compagno di cordata è rimasto in parete. I due stavano calandosi dalla via Drascia quando lui, che si trovava più in basso, l'ha vista passargli accanto e cadere nel canale sottostante. Sul posto si è portato per l'appunto il Pelican di Bolzano, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. E tra l'altro sempre oggi si registra un altro incidente mortale in montagna. A perdere la vita un escursionista di 26 anni residente a Nogara in provincia di Verona, morto nel primo pomeriggio, sempre nel primo pomeriggio lungo la ferrata Val del Ri, sopra l'abitato di Mezzo Lombardo, per l'appunto in provincia di Trento. Ritorniamo nella Marca trevigiana per una pesantissima vicenda di stalking. Per
Per 2 volte è entrato nell'abitazione della ex fidanzata arrampicandosi dal balcone, rifiutando di andarsene, e poi l'ha molestata arrivando a pedinarla e tempestarla di telefonate fino a 100 in una sola giornata. Con l'accusa di stalking ai danni della ex, a un 40enne trevigiano è stata imposta dagli agenti della squadra mobile di Treviso la misura cautelare che gli impone di non avvicinarsi ad una distanza inferiore di 500 metri dalla vittima. I fatti sono accaduti nel capoluogo della Marca. L'uomo, che non si rassegnava alla fine della relazione risalente allo scorso agosto, ha messo in atto in questi ultimi mesi una serie di condotte gravemente persecutorie nei confronti della donna. Il 40enne l'ha pedinata, ha organizzato appostamenti anche sul luogo di lavoro, l'ha molestata con centinaia di chiamate e messaggi fino ad arrivare ad introdursi nella sua abitazione arrampicandosi dal balcone. A seguito della denuncia presentata dalla donna è scattato il codice rosso. Gli accertamenti della polizia, coordinata dalla procura, hanno portato l'autorità giudiziaria ad applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento a non meno di 500 metri dalla ex fidanzata e dalla sua abitazione. Da Colfrancui di Oderzo a San Pietro di Feleto, nuove segnalazioni di furti nella Marca trevigiana, tornata l'ora solare, boom di casi, denuncia l'associazione Furti in Corso che chiede l'invio del battaglione Mestre. Sarebbe stato l'allarme scattato improvvisamente a far desistere i ladri che si stavano introducendo in un'abitazione di Colfrancui, dove già avevano iniziato a scassinare una porta e un balcone. Un furto solo tentato ai danni di una casa abitata da una signora anziana, in quel momento assente per andare a messa, particolare che i delinquenti forse conoscevano. Immediato anche l'arrivo dei carabinieri che stanno indagando sulla scia di furti che sta interessando la direttrice tra Godega e Oderzo, passando per Pianzano e San Fior. Di certo uno dei tanti troppi episodi che stanno segnando questi giorni di ritorno all'ora solare, lo conferma l'associazione Furti in Corso, scesa in piazza solo poco tempo fa. Mi sembra che come prima settimana si siano dati ben da fare questi ladri, perché abbiamo visto anche sul gruppo nostro quante segnalazioni, si parla di 2-3 a sera in vari paesi, sia nel Trevisano che verso il Vittoriese. E come sempre a pagare lo scotto maggiore sono le fasce più indifese. Purtroppo gli anziani sì, perché alla fine hanno molte abitudini costanti, sempre gli stessi orari, poi comunque si muovono molte volte all'imbrunire, adesso poi soprattutto la settimana anche dei cimiteri, no? Quindi sappiamo che avevano lasciato le case anche belle libere e questi disgraziati ne approfittano pesantemente. Lo stesso DEM è pronto a mettere a disposizione di prefetture e forze dell'ordine la propria mappatura e le tante segnalazioni ricevute in questi giorni. Perché secondo me li aiuterebbe molto a capire gli spostamenti e capire anche quante squadre di ladri ci sono nella provincia. Possiamo parlare di un boom di furti questa settimana con il ritorno all'ora solare? Sì, ahimè lo avevamo previsto come si pensava ed è stato così. Era un boom che magari anche chiamando il battaglione Mestre dei Carabinieri, aiutando anche la polizia nei corpi, poteva dare un aiuto in più. Battaglione Mestre che nel dicembre dell'anno scorso, per esempio, era intervenuto nel quartier del Piave. Chiediamo solo veramente un aiuto, perché a volte vedere quel lampeggiare di luci davanti al balcone fa respirare un po' più sonni tranquilli. Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi durante la partita dell'Imoco. Siamo alla Palaverde, lo riferisce anche la tribuna di Treviso. Nella curva dei tifosi dell'Imoco, appunto al Palaverde, un tifoso di circa 60 anni ha accusato un malore cadendo sulla gradinata. Attorno a lui c'era la frangia più calda del tifo gialloblu che ha subito provveduto a chiamare i soccorsi e dopo appunto minuti concitati di apprensione la partita è ripresa. I temi dell'attualità è calata la mannaia della finanziaria della legge di bilancio 2025 sul personale degli enti locali, degli enti pubblici più in generale, ed è molto preoccupato, per non dire arrabbiato, il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI. Ricordo che non abbiamo mai assunto una persona in più di quella che serviva, però oggi chiedere ai comuni veneti di ridimensionare ulteriormente gli organici significa mettere a repentaglio i servizi e la qualità
amministrativa che le nostre municipalità offrono ai comuni. È approdata in Parlamento e già sta facendo imbestialire più di qualcuno, pure della stessa maggioranza di governo. È la legge di bilancio 2025. Nello specifico, a suscitare le ire dei comuni veneti è l'articolo che prevede il taglio del 25% sul turnover del personale. Cosa significa? Che il rapporto non sarà più di 1:1. Ad esempio, quando un dipendente va in pensione non potrà essere sostituito da un altro, se ne devono andare in 4 per poterne assumere 3. Insomma, una cura dimagrante del personale che proprio non va giù ai comuni veneti. Il presidente dell'ANCI regionale, il sindaco di Treviso Mario Conte, è un fiume in piena. Oggi chiedere ai veneti di ridurre ulteriormente gli organici quando sono già ridotti all'osso significa penalizzare un territorio che si è sempre dimostrato virtuoso. L'effetto non è lo stesso in altre regioni d'Italia che hanno caratteristiche diverse, per le quali noi abbiamo fatto anche delle battaglie importanti, ed è per questo che io continuo a richiamare a una questione settentrionale. Mentre qualche 20 anni fa era una questione di opportunità, oggi è una questione di sopravvivenza. Cioè tagliare ai comuni veneti, da sempre virtuosi, sia da un punto di vista finanziario che da un punto di vista della gestione del personale, significa far saltare il sistema e far saltare il modello veneto. ANCI ha già mobilitato i parlamentari e si rivolge al ministro Giorgetti. L'appello che io faccio soprattutto ai nostri parlamentari è quello di aprire un canale di dialogo con gli amministratori locali, perché il tema del turnover è davvero vitale per le nostre municipalità. Disabilità e invalidità civile. In vista della riforma del 2026, l'INPS del Veneto assume 46 nuovi medici. Il termine per le candidature scade nelle prossime ore, ma finora sono arrivate solo un terzo delle domande. Disabilità ed invalidità civile. A partire dal 1 gennaio 2026 la valutazione di base, attualmente eseguita dalle commissioni delle ASL, sarà di esclusiva competenza dell'INPS, che quindi manterrà l'intera gestione dalle domande alla valutazione all'erogazione delle eventuali prestazioni economiche spettanti agli invalidi civili. La riforma, che verrà sperimentata già nel 2025 in alcune province, non in Veneto, entrerà a regime su tutto il territorio nazionale nel 2026 e questo comporterà un notevole impegno in più per l'INPS, che è stato autorizzato ad assumere medici per le nuove commissioni. La riforma prevede un accertamento che deve essere fatto sostanzialmente prevalentemente in presenza, con una visita accertata, con nuovi requisiti e nuovi criteri rispetto a quelli esistenti. Per fare questo ci vogliono i medici. In INPS abbiamo un terzo dei medici che servirebbero. Abbiamo messo a bando a livello nazionale un concorso importante di oltre 1000 medici in tutta Italia, 64 per il Veneto. Lunedì 4 novembre scade il termine per fare le domande e le domande non sono per il momento sufficienti per coprire tutti i posti, quindi diciamo, il mio auspicio è che ci possano essere domande almeno in maniera significativa a poter garantire questi diritti. La preoccupazione è dunque quella che la riforma non sia supportata da un organico adeguato di medici dell'INPS e l'Istituto è in stretto contatto con la Regione per arrivare preparato al 2026. Anche a fronte di un terzo dei medici stiamo ovviamente gestendo i servizi e vengono garantiti, quindi continueremo a farlo. È chiaro che si chiede uno sforzo ulteriore ai dipendenti, ai professionisti che operano in questo settore. Nel momento in cui si chiede uno sforzo, io ritengo che lo si possa chiedere per un periodo limitato, per alcuni mesi, per alcuni anni, ma non all'infinito, quindi l'auspicio è che appunto questi medici ci siano. Lutto nel mondo della politica locale. Giancarlo Riovanto, 59enne presidente del Circolo di Fratelli d'Italia di Mogliano Veneto, è mancato ieri a causa delle conseguenze di un infarto che lo aveva colpito inizio settimana. L'uomo era stato ricoverato in ospedale a Treviso, le sue condizioni sembravano in miglioramento, poi invece sono precipitate. La sua scomparsa ci lascia sgomenti, dice il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Borgia, che parla di un uomo riservato, schietto, diretto, sempre presente e disponibile con tutti. Riovanto, agente di commercio, lascia un figlio 22enne, la madre e la sorella. Voltiamo decisamente pagina, ritorniamo in montagna, ma per parlarvi delle lunghe code che si sono formate fin dalla tarda mattinata di oggi e che hanno interessato la statale di Alemagna. Insomma, una montagna che è stata presa d'assalto in questi giorni anche di festa. Lo definisce un lungo ponte, eravamo pronti appunto a queste code, dice il presidente della provincia
di Belluno, il sindaco di Longarone Roberto Padrin. Nei giorni scorsi la montagna è stata letteralmente presa d'assalto con tante code anche verso nord, sia venerdì che sabato. Le giornate sono state stupende, comprendo il disagio, lo stare in coda è pesante, ma appunto vedendo il bicchiere mezzo pieno, dice Padrin, significa che le nostre Dolomiti restano una meta turistica unica e suggestiva. Questa è la situazione all'altezza più o meno di Ospitale. Ed sono stati giornate da tutto esaurito anche sulle colline UNESCO. Strutture ricettive, ristoranti, agriturismi, Ponte di Ognissanti all'insegna del tutto esaurito sulle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO che si confermano meta prediletta anche per l'autunno dai visitatori italiani e stranieri. Ed i dati del ponte arrivano al termine di una stagione che ha visto il sito collinare trevigiano tra le mete più ambite nei primi 8 mesi del 2024, con un incremento di oltre il 10% rispetto all'anno precedente, che già aveva toccato il record di più 18% di turisti ed un picco di 24% in più per gli ospiti stranieri. Siamo molto sopra la media regionale e soprattutto un più 26% di presenze estere. Questo significa che sempre di più le colline vengono scelte da un turista che non rimane soltanto un giorno, ma che sta 3-4 giorni, e sicuramente anche la presenza del cammino e delle colline del Prosecco, che va appunto da Valdobbiadene fino a Vittorio Veneto, è di grande aiuto. E ci tengo a dire che questa settimana, che poi è la settimana appunto del weekend, le credenziali che sono state scaricate arrivano nell'ordine da dei paesi che sono lontanissimi rispetto all'Italia, e parliamo degli Stati Uniti, parliamo del Brasile, oltre alle classiche Austria, Germania, Olanda e Francia. Molte le iniziative messe in campo in questi mesi a beneficio dei turisti come dei cittadini del territorio, iniziative che culmineranno con una mostra itinerante in collaborazione con il National Geographic. Penso in particolare a una collina di libri, con l'invito e la presenza di tanti autori internazionali che qualificano questa rassegna, e penso al National Geographic, col quale inizieremo a brevissimo questa mostra fotografica itinerante, partendo proprio da Berlino e quindi dalla Germania, cuore del National Geographic, ma soprattutto cuore della provenienza dei nostri turisti esteri. A Treviso invece, seconda domenica ecologica della stagione. Seconda domenica ecologica della stagione 24-25, con stop al traffico dentro le mura di Treviso dalle 9 alle 18. Le modalità sono quelle ormai note ai cittadini nell'ambito delle misure volte al contenimento delle polveri sottili previste dalla Regione Veneto. La consapevolezza è che si tratta di iniziative che hanno soprattutto lo scopo di sensibilizzare all'uso di mezzi alternativi alle auto per spostarsi in città dove il grosso delle emissioni è dovuto agli impianti di riscaldamento. Nella settimana di marzo, durante la pandemia, avevamo sforamenti degli inquinamenti e tutto il traffico era fermo, compreso quello aereo, autostrade, tangenziali. Questo per dimostrare che il riscaldamento domestico incide molto di più del riscaldamento da traffico. È chiaro che la domenica ecologica è fatta, primo, anche per limitare quella frazione legata all'inquinamento, diciamo, automobilistico, e soprattutto per abituare anche i cittadini. A me non piace quando sento le parole bisogna educare i cittadini sono già educatissimi, però bisogna anche rendere tutti responsabili che magari con 20 gradi in centro ci si può andare anche in bicicletta, se non a piedi. L'obiettivo è quello di incentivare la mobilità alternativa all'auto. Una recente indagine del Comune ha rilevato che i trevigiani percorrono con la propria auto in media 1,8 km al giorno, una distanza che potrebbe essere percorsa tranquillamente in bicicletta, di qui la volontà di potenziare la rete delle piste ciclabili, soprattutto coinvolgendo i comuni limitrofi al capoluogo. Di realizzare quella rete di piste ciclabili di collegamento tra i comuni contermini, penso a Carbonera, Silea, Ponzano, Paese, la cintura urbana, Casier, insomma, dove ci stiamo collegando tramite Sant'Antonino la pista ciclabile, tramite Castagnole con Paese, tramite Ponzano, che stiamo andando avanti, cioè pian piano stiamo realizzando questa rete.
Una piazza San Marco blindata accoglierà domani mattina l'arrivo in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che quest'anno ha scelto Venezia per celebrare la giornata del 4 novembre, giornata dell'unità nazionale, festa delle forze armate. Antenna 3 manderà in onda la cerimonia a partire dalle 11:30, quindi domani mattina puntuali alle 11:30 la cerimonia in diretta con il capo dello Stato. E a proposito di commemorazioni, gli alpini trevigiani della Salsa Reginato in questi giorni di commemorazioni hanno voluto rendere omaggio alle tombe delle due personalità che danno il nome al loro gruppo. Noi questa giornata la dedichiamo ai nostri due, diciamo così, i nostri due emblemi, che è Tommaso Salsa e Enrico Reginato. Attenti! Onore al generale Salsa. Una cerimonia semplice, quella che si è svolta al cimitero monumentale di San Lazzaro. L'omaggio degli alpini del Salsa Reginato alle due personalità che danno il nome al gruppo con sede in via de Coubertin. Ma anche un modo, davanti a questo mausoleo, per mantenere vivo il ricordo di questo generale che per molti trevigiani è solamente il nome di una ex caserma in ristrutturazione per intendenza e guardia di finanza, ma anche per aree sportive e sociali del comune di Treviso. Eppure Tommaso Salsa, oltre ad essere stato uno dei protagonisti delle conquiste coloniali italiane, era anche lo zio di Giovanni Comisso. Generale, partito giovane nella seconda metà dell'Ottocento da Treviso per l'Accademia di Modena, seppe sempre gestire comando e strategia. Se da una parte viene ricordato per le vittorie sul fronte libico e nel primo esempio di esercito interforze contro la rivolta dei Boxer in Cina, dall'altro fu l'unico a sconsigliare il capo di Stato Maggiore in Eritrea di attaccare Adua, prevedendo quella che ancora oggi viene ricordata come la peggior sconfitta italiana contro un esercito locale armato di lance e frecce. Poi gli alpini al cimitero di Santa Bona hanno voluto ricordare l'altro nome del gruppo, quell'Enrico Reginato che, fatto prigioniero sul fronte russo, per 12 anni da ufficiale medico delle truppe da montagna curò, al di là delle provenienze, i compagni fino alla chiusura dei campi di concentramento, perché nessuno restasse indietro. Tornato a Treviso nel 1954, 9 anni dopo la fine della guerra, fu ed è ancora esempio per tanti giovani affascinati dalla vita militare, come ha ricordato il generale Italico Cauteruccio nel saluto alla vedova Reginato. Io sono andato in accademia per merito di Reginato. Per merito di Reginato esistono adesso gli alpini paracautisti, che è il miglior reggimento che c'è, il 4° reggimento alpini paracautisti Ranger. Gli americani si addestrano con i nostri. E sono diversi i comuni che hanno anticipato oggi le celebrazioni del 4 novembre. Stamattina in piazza Ponte di Piave la commemorazione ufficiale con la commovente lettura con i caimani del Piave della lettera ai genitori scritta da un soldato al fronte. Coinvolte nelle celebrazioni le amministrazioni di Ponte e Salgareda per ricordare la fine della Grande Guerra e tutti i soldati caduti commemorati attraverso la rappresentazione del milite ignoto riconosciuto cittadino onorario di Ponte di Piave nel 2021. E al Sacrario militare poco distante di Fagarè della Battaglia il comune di San Biagio di Callalta ha organizzato la manifestazione commemorativa del 4 novembre 1918. Nel Sacrario, dove riposano i resti dei soldati caduti nelle battaglie del Piave provenienti da 80 cimiteri di guerra del Basso Piave, sono state deposte le corone d'alloro in memoria dei caduti ed è stata officiata la messa con la partecipazione del coro Tre Molini. Queste dunque le immagini. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per lo sport, il calcio, con il Treviso che batte 3-1 la Virtus Ciserano Bergamo e accorcia sulla vetta prova convincente dei biancocelesti che si impongono nella trasferta bergamasca, e approfittando del pareggio tra Campodarsego e Dolomiti Bellunesi vanno a -2 dal primo posto, una domenica quindi da incorniciare per lo sport trevigiano. Veniamo alla nostra rubrica domenicale. Uno dei punti all'ordine del giorno dell'ultimo Consiglio Comunale di Treviso riguardava il progetto di ristrutturazione della Camera di Commercio. Se ne parla da tantissimo tempo, in particolare il Salone delle Contrattazioni, che dovrebbe diventare una sorta di centro commerciale, un'area per molto tempo utilizzata per mostre e concorsi come per quello del pane, come ci ricorda per l'appunto la nostra consueta rubrica dedicata alla nostra storia con un servizio di telegiornale di 33 anni fa.
Difendiamo la qualità e la genuinità del pane. È questo l'imperativo che è emerso chiaro nei giorni scorsi, durante i quali questo alimento è stato l'indiscusso protagonista principale della mostra che si è tenuta alla Camera di Commercio di Treviso. Pane primo attore non solo nella nostra tavola, quindi come alimento base della dieta sano e genuino, ma anche nella cultura generale. Tanto che in questi 3 giorni se ne è parlato durante il convegno Triveneto, al quale ha partecipato tra gli altri anche l'onorevole Maurizio Sacconi, ma anche portando i risultati di un'indagine conoscitiva indetta dal gruppo panificatori della provincia di Treviso tra oltre 1000 alunni delle scuole elementari e medie, ai quali è stato chiesto di compilare un questionario con l'aiuto delle famiglie. È così emerso che quasi 89 persone su 100 consumano pane tutti i giorni, mentre una famiglia media composta da oltre 4 persone lo acquista almeno 5 volte alla settimana. Ad occuparsi della spesa è la madre, che generalmente lo compra presso il fornaio di fiducia, visto che al luogo di panificazione è legata alla convinzione di trovare un prodotto più buono. Consumato per lo più durante i pasti principali, in prevalenza durante la cena, è uno degli alimenti preferiti anche a scuola. Alla mostra era legato anche il concorso Noi e il pane, al quale hanno partecipato gli studenti delle scuole elementari e medie della provincia. A tal proposito va detto che il primo premio è stato assegnato alla 4ª A elementare di Col San Martino. Definita infine dal vicepresidente nazionale dei panificatori Alfredo Rizzo la prima tappa di una serie di convegni triveneti della categoria che verranno ospitati ogni anno da una città diversa, la 3 giorni è stato un momento veramente importante per approfondire temi riguardanti la panificazione e il suo commercio. Così dunque 33 anni fa in Camera di Commercio a Treviso, ma veniamo in ultimissima battuta alla nostra programmazione. Vi ricordo innanzitutto che domani alle 11:30 saremo in diretta da Venezia, perché arriva il Presidente Mattarella per le commemorazioni del 4 novembre, quindi domani mattina alle 11:30 puntuali. Intanto questa sera c'è il documentario dedicato a Vaia. Esattamente 6 anni fa la tempesta che sconvolse la montagna veneta e non solo. Questa sera per l'appunto il documentario Il Veneto in ginocchio, a partire appunto dalle 21 rigorosamente sulla nostra emittente. Ed è davvero tutto, non ho altri aggiornamenti da darvi. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buon proseguimento.